Ore 13, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, l'attualità anche qui a ore 13, domani tra l'altro parleremo di reddito di cittadinanza, ma lo facciamo anche oggi perché c'è quota 100, ci sono tanti altri temi, ora vi lanceremo una notizia insieme ai nostri ospiti, aspettiamo ancora di avere notizie ufficiali su quel che concerne la stessa quota 100 e reddito di cittadinanza perché come anticipato il Premier ieri sera in televisione si saprà qualcosa di più concreto domani, anche se nel preconsiglio dei ministri di ieri, quello che ci sarà oggi, insomma, qualche dettaglio ulteriore emergerà. Saluto e ringrazio Giacomo Vendrame, segretario della CGIL a Treviso. Buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Paolo Bizzotto della CISL Venezia. Buongiorno. E Guglielmo Pisana, Will Belluno Treviso. Buongiorno. Allora, in piazza contro la manovra, perché è quello che ci diranno adesso, vi ricordo anche per intervenire in diretta a fare le vostre domande agli ospiti lo 0422 1626 798, c'è anche la pagina Facebook di Antena 3 se volete consultarla per lasciare dei commenti anche attraverso quel mezzo, li leggeremo poi insieme, domande, insomma, quindi cercate la pagina Facebook di Antena 3. Appena colleghiamo il tablet, poi chiedo Italo e Toni, vediamo anche una delle ricostruzioni nelle tabelle dei quotidiani di oggi, in particolar modo il Corriere della Sera, su, ecco perfetto, ma la vediamo tra pochi, ecco va bene, vediamola subito. La previdenza, qui è la ricostruzione sia su quota 100 che reddito di cittadinanza, questo è Corriere della Sera di oggi nazionale, anziani con reddito pensionistici inferiore a 780 euro al mese sono il 33,4%, quindi più di 5 milioni di persone, ci sarebbe un trattamento minimo, il trattamento minimo sapete ne abbiamo parlato tante volte qui, è di 513 euro, l'assegno sociale è di 457, la pensione sociale di 377, lì si va a intervenire con 3,9 miliardi di euro per esempio, no? Anche per innalzarle e fare la famosa pensione di cittadinanza. Poi c'è il reddito, di là, altro tema, 6 miliardi di euro, lo vedete sulla destra, 450.000 le persone che potranno contare sull'assegno pieno a 780 euro, 9.000 euro la quota dell'ISEE al di sotto della quale si matura il reddito, quindi se siete sotto i 9.360 euro annui, 1,3 milioni di famiglie, circa, vado a memoria, 4 milioni e 9, no? 4 milioni e 900 mila persone in tutta Italia, ecco i nuclei sono 1 milione e 3. Questa è una delle cose, anzi forse le due cose più importanti di questa famosa legge di bilancio, che poi contiene altre cose, ma sono i due cardini della campagna elettorale e del programma e che trovano sintesi nel contratto. A voi? Non soddisfano e quindi andate in piazza? Noi il 9 febbraio, la notizia diciamo è ufficiosa ma sarà ufficiale da poche ore, nel senso che le comunicazioni interne da Roma ci dicono che CGIL e CESLUI scendono in piazza il 9 febbraio a Roma per una manifestazione contro le manovre del governo che riteniamo insufficienti come risposta al mondo del lavoro e dei pensionati. Perché anche rispetto a quello che si diceva, cioè le due misure cardine, se sul reddito di cittadinanza tra l'altro il meccanismo è ancora molto fumoso perché tu dicevi è dentro la legge finanziaria di stabilità, non è vero, nel senso che la legge finanziaria dice che ci sarà, sì. E il decreto è il motivo per cui il Premier dice a giovedì deve essere ancora emanato e quindi non abbiamo ancora la certezza di come funzioneranno sia reddito di cittadinanza che quota 100. La preoccupazione è che non ci sono dentro a questa manovra, non vengono risolti i veri nodi del nostro Paese e dopo ritorneremo, voglio dire, su questione reddito di cittadinanza e pensioni, ma ad esempio un tema che viene poco trattato e secondo me è particolarmente importante, non ci sono investimenti in questa legge finanziaria, cioè il nostro Paese deve tornare a crescere, altrimenti il problema del debito pubblico non lo risolverai mai tagliando sempre i soliti, perché se tu non fai investimenti non cresci, questa è la grande differenza tra noi e gli altri paesi europei, okay? E in questa legge di stabilità ancora una volta si tagliano gli investimenti. Se ci aggiungi il fatto che comunque fai cassa sulle pensioni, perché tu non adegui il potere d'acquisto delle pensioni come dovrebbe essere, vai come già era capitato, no? In questi anni abbiamo raccontato più volte. È stato criticato, quindi siamo sempre, purtroppo sempre dalla stessa parte, chi paga il conto sono sempre i soliti. Noi riteniamo che sia sbagliato perché tra l'altro stai andando a colpire tutti e non stai andando a colpire i pensionati particolarmente ricchi, stai andando anche a colpire quei pensionati che hanno una pensione da 40 anni di contributi versati
e che giustamente vorrebbero poter godere la loro vecchiaia con la pensione che hanno maturato. Vai a colpire loro, tra l'altro andando a colpire loro in qualche modo è anche una misura che non sostiene i consumi, perché ricordiamo che i pensionati, le pensioni come i salari sostengono i consumi, quindi se non ragioni in termini globali non riesci a risolvere i veri problemi. Ultima cosa che dico, per poi, voglio dire, entrare su altri punti e via dicendo. Io rimango anche perplesso per un altro aspetto. Tu fai il reddito di cittadinanza per risolvere il problema della povertà e della disoccupazione. Cioè, chi non ha un lavoro e è in stato di bisogno, gli rispondo con un trasferimento monetario. Al di là del meccanismo che vedremo, che con non è assolutamente chiaro. Con un prelievo massimo mensile di 100 euro, sì. No? Ma perché contemporaneamente non dai al lavoro a chi potresti darlo? E mi riferisco ai dipendenti pubblici, hanno bloccato per l'ennesima volta, hanno prorogato di un anno le assunzioni nel pubblico. Ora, le assunzioni nel pubblico sono lavoratori che domani potrebbero essere inseriti nel meccanismo del pubblico. Però nel momento in cui dovessero andare, abbiamo visto 42.000 in Veneto soltanto, molti sono chiaramente del settore pubblico, a livello nazionale si parla di queste 400.000 persone che potrebbero lasciare il proprio posto di lavoro pubblico. E già il numero la dice lunga che non è il superamento della riforma Fornero, come dicevano, perché quei numeri lì sono numeri esigui rispetto ad esempio anche alle proposte che facevamo noi come CGIL e Cislo Will. Sì, ma poi molti magari non approfitteranno perché ci sono chiaramente dei soldini in meno, no, che si vanno a prendere. Sì, prego. Quelle stime sono le stime di chi beneficerà, non dei potenziali. I potenziali sono molto di più. Ma è stato ridotto il numero, portato a 400.000, per fare rientrare il costo che fosse sostenibile con la manovra finanziaria. Perché altrimenti noi dovremmo partire un po' dall'inizio, quando da subito come CGIL e Cislo Will abbiamo detto i numeri della manovra non andavano bene, sia per le stime del prodotto interno lordo, sia per l'eccesso di indebitamento che il governo avrebbe dovuto andare incontro. Molte più persone potrebbero usufruire della quota 100, sì. Ma la sostenibilità è per 450.000 persone? Non la sostenibilità, si presume che ne beneficeranno questi numeri di lavoratori. O che 400.000 persone sceglieranno di farlo. Perché altrimenti, se si doveva valutare l'impatto dei potenziali, il costo sarebbe stato talmente elevato che poi non sarebbe più stato sostenibile. Non a caso, quanto era previsto sia per quanto riguarda la quota 100 sia per quanto riguarda la reddito di cittadinanza, il valore era molto più elevato. Poi l'Europa ha detto: signori, rientrate, so che come sindacato abbiamo detto da subito che questi conti non andavano bene e che l'Europa aveva voce in capitolo, altro che ci manda, aspetto la letterina di Babbo Natale o ce ne freghiamo dell'Europa. La manovra è stata rivista a ribasso con ulteriori risparmi, ecco perché è stato ridotto l'impatto del reddito di cittadinanza, i beneficiari, ecco perché si sta stimando che quota 100 questi siano i beneficiari. Ma la mia domanda, siccome c'è il blocco delle assunzioni, come diceva adesso Vendrame, cosa vuol dire? Che se ipotizziamo 400, mettiamo anche solo 100.000 persone, molti nel pubblico, scelgono di andare in pensione, non si può sostituirli? Allora c'è un problema di vuoto, perché tra l'altro ci vorrebbe anche un affiancamento, dico io, nel senso che chi fa sostituzioni di qualsiasi posto di lavoro, chi esce dovrebbe affiancare per un periodo quello che entra, formato, perché deve essere formato. Ma indipendente da quello, anche fosse nel tempo zero, in realtà il tempo zero non ci sarà, perché comunque stiamo parlando di concorsi che bisogna fare, bandire, via dicendo, quindi tempo e quindi persone nei servizi pubblici che verranno a mancare. Però attenzione, perché qui in realtà non la raccontano bene neanche loro, perché sanno già che molti dipendenti pubblici non accetteranno di andare in pensione con quota 100 per tre motivi. Intanto loro hanno una finestra di 6 mesi differente da quella dei 3 mesi dei privati. Secondo, il trattamento di fine rapporto, che si chiama TFS nel pubblico, lo riceveranno solo quando andranno in pensione, diciamo, senza quota 100, cioè fra 5 anni. Quindi dipende dalla situazione, in alcuni casi anche fino a 7 anni. Altra cosa, questi hanno messo il divieto di cumulo, nel senso che se tu vai con quota 100 poi non puoi più lavorare fino a quando avresti maturato la pensione normalmente. Molti dipendenti pubblici, penso alla sanità, vanno in pensione e poi continuano a esercitare. Che sia giusto o sbagliato non voglio neanche entrare adesso nel merito di questo. Okay? Il punto vero è che tanti decideranno di rimanere nel posto di lavoro. Oltre alla penalizzazione
che può arrivare fino a un penalizzazione. Il fatto che andando via prima puoi arrivare a una riduzione dell'assegno circa del 22%, quindi significa sostanzialmente. Questo indubbiamente. Aggiungerei un'altra cosa io, perché tutti questi dubbi poi fanno nascere un altro sospetto, decisamente, nel senso che oltre al reddito di cittadinanza abbiamo anche la pensione di cittadinanza, no? E se i soldi non bastano, e se veramente ci sono tante domande da coprire, come si fa a coprirle con i soldi che non bastano? Si riduce l'emolumento, diciamo, no? Può essere questa questo? è l'idea. No, cioè, penso hanno detto che se spendono troppo, se arrivano a coprire quell'intera cifra, arriverà un po' di meno a tutti. Ecco, no, il mio vero dubbio invece è un altro. C'è un altro posto dove si possono prendere i soldi e di cui nessuno parla, e sono i contributi previdenziali di chi lavora. Perché in realtà le pensioni di cittadinanza, chi le erogherà? Le erogherà l'INPS. E da dove prenderà i soldi? Dove deve aspettare i trasferimenti del governo? No, li prenderà dai propri fondi, quindi dai contributi. Poi, casomai, forse in futuro arriveranno i trasferimenti. Nel frattempo sarà chi lavora che obbligatoriamente ha versato i soldi contributi. che noi stiamo accantonando, diciamo. Posso farla semplice così? Però lanciamo un allarme, no? Perché facciamo preoccupare le persone. Però così. No, questo no. Perché... È da sempre però che avviene, no? Che l'INPS in qualche modo deve, cioè io ho memoria, parlando in lire, di un uomo politico che disse: se vengo eletto aumenterò le pensioni minime a 1 milione al mese. Adesso non è 1 milione, se facciamo i conti è 1,5 milioni, quindi c'è quasi un déjà vu se vogliamo andare a guardare. Ma chi ha pagato questi aumenti? Non è stata la fiscalità generale. Quindi il problema ritorna sempre a capo. Finché l'INPS dovrà occuparsi sia di previdenza che di assistenza, dovrà anche far fronte a quelle che sono le promesse politiche. Quell'uomo ha detto però recentemente 1.000 euro, anche no? Da 1 milione poi è passato a 1.000 euro. Se lo ricorda, insomma, il governo ha fatto una cosa all'interno della manovra, dice se questo è il nostro progetto, che è stato rivisto rispetto all'inizio con un abbassamento delle uscite, ma anche facendo cassa, tipo ad esempio come è stato fatto sulla perequazione dei pensionati. Ad esempio, erano 8 anni che i pensionati erano fermi con gli aumenti, c'erano degli aumenti previsti, c'era un accordo del 2016, fanno gli aumenti e non danno quello che sarebbe spettato ai pensionati, riducendo, quindi tagliando gli aumenti ai pensionati. Quindi hanno fatto cassa, ma il governo dice anche: se non riusciremo a contenere il costo, sono previste delle clausole di salvaguardia, cioè significa che mi impegno a rientrare di circa 52 miliardi che sono previsti nei prossimi 2 anni, e lo farò, se sarò costretto, lo farò aumentando l'IVA. Cioè significa che i lavoratori, i pensionati, oltre a non ricevere nulla dal punto di vista fiscale, che è una nostra precisa richiesta, che non c'è nulla per i lavoratori come riduzione del peso fiscale su pensioni e su salari, dicono c'è anche una clausola di salvaguardia che quindi se i conti non torneranno rientreremo, dice il governo all'Europa, rientreremo recuperando questi 52 miliardi, che significa un aumento generalizzato dell'IVA. Considera che questa manovra qui, cioè la clausola salvaguardia, l'aveva fatta Monti la fece, e posso dire, cioè, l'aveva fatta per un motivo preciso, il paese stava andando a tracollo, questi lo fanno per mantenere le promesse elettorali. Non mi andava bene quello che è la manovra Monti di allora, non mi va bene, però c'è anche una differenza, devo anche percepire questa differenza, perché il rischio è che facciamo questa trasmissione tra un anno e i 23 miliardi del 2020 o i 29 miliardi del 2021 bisogna già trovarli, cioè, non è che è una roba così, altrimenti scatta l'aumento dell'IVA, come si diceva, già così, cioè le nostre già così, cioè la prossima manovra deve partire da questo meno in questa manovra le clausole di salvaguardia che hanno dovuto disattivare sono state di 12 miliardi e mezzo, quindi stiamo dicendo di un raddoppio. Il doppio. Allora, c'è una telefonata, così iniziamo a sentire anche chi chiama da casa. Solo, l'abbiamo detto anche poco fa nel telegiornale, però ve lo riproponiamo. Dal tablet, ragazzi, se mi aiutate, c'è una svolta per quanto riguarda Sea-Watch, insomma, tema di cui si è parlato molto in questi giorni, quindi una nave in alto mare con 49 migranti a bordo. Malta dice sì allo sbarco, migranti in 8 paesi, 15 arrivano in Italia. Salvini, l'Unione Europea è ricattata dalle ONG e dagli scafisti, dice. Sapete che su questo c'è stata una tensione anche nelle ultime ore proprio tra Salvini e il Premier Conte. Telefonata da casa, pronto?
Pronto? Buongiorno. Guardi, io sono Gemignani Maria Gabriella, ho 79 anni, ho cominciato a lavorare come artigiana a 14 anni, poi sono passata con i commercianti perché mio marito era prima un artigiano, poi è morto che io ero molto giovane e sono andata avanti con i negozi che ho comprato anche il negozio di mia suocera. Sono assistita dai commercianti di Treviso molto bravi, vero? Ho 79 anni, ancora lavoro, tengo il negozio aperto perché non trovo da venderlo e prendo la mia pensione di 800 euro al mese. Come fanno loro a dargli 780 euro a chi non ha mai lavorato e chi ha 64 anni di contributi ne prende 800? Signora, ha toccato uno dei punti caldissimi di questo intervento. Ecco. A lei dà fastidio? Cioè, io ho versato, prendo 800 euro, ha detto, no Gabriella? Sì, 800. Ho un po' di pensione di mio marito, che è morto molto giovane, io ero molto giovane, è morto su 8 anni di matrimonio, l'ho assistito 6 anni cieco, con tumore alla testa. Perciò sono rimasta vedova con 2 bambini piccoli. Non sono andata mai a chiedere niente a nessuno, mi ho tirato sulle maniche, ho fatto di tutto, ho fatto la serva, ho fatto la contadina, ho fatto la commerciante, ho fatto la sarca. E ho sempre pagato i contributi. Ha ragione. Rispondetemi voi. Guardi Gabriella, ha toccato uno dei punti di cui si dibatte molto perché chi ha versato si trova ad avere, ha faticato una vita, ha lavorato, ha versato correttamente, si trova ad avere la stessa cifra di quelli che lo prendono. E pago ancora i contributi perché tengo aperto il negozio. Grazie Gabriella, buona giornata. Allora, facciamo così, ci fermiamo. Mi senta ancora qualcosa? Come? Mi ascolti? Io ho pagato i contributi completi fino a 2 anni fa, che dovevo pagarli metà contributi a 65 anni. Li ho chiesti e non me li hanno dati. Poi un impiegato dell'ASCO mi ha detto no, adesso faccio i documenti che paghi metà contributi. L'INPS si è tenuto i miei 16.000 euro che ho pagato in più e non mi hanno dato indietro neanche un centesimo. Questi sono i ladri italiani. Gabriella, grazie, abbiamo inteso. Buona giornata, un abbraccio, ci fermiamo un minuto e poi una risposta anche su questo tema. Vi aspettiamo. Ore 13, torniamo in diretta in piazza contro la manovra perché avete capito Cisle Will il 9 febbraio. Sabato 9 febbraio. A Roma però. E poi ci torniamo su questo. Saranno in piazza, quindi 0422 1626 798 se volete intervenire e fare domande. La signora Gabriella ci diceva, io ho versato una vita, ho lavorato, ho cresciuto i figli, tra l'altro da sola, prendo 200 euro di pensione, adesso a chi riceverà la pensione di cittadinanza arriverà più o meno lo stesso. Il messaggio diventa chiaro, che tu lavora o non lavora, tu sai che potrai contare su una pensione di 780 euro, quindi non serve essere all'interno di un percorso di legalità, un percorso normale, ma puoi tranquillamente arrangiarti, tanto sai che comunque avrai una pensione di cittadinanza. Che da un lato noi non possiamo dire che non c'è un bisogno nella popolazione, che sia sbagliato. I 780 euro sono la soglia che l'Istat ha deciso sia la soglia della povertà. E in Italia ci sono 18 milioni di italiani che sono prossimi alla soglia di povertà, ma di cui 5 milioni sono in povertà assoluta, quindi sotto questa. Quindi c'è la necessità di aiutare queste persone. Il problema è che il governo dice lo aiutiamo con una forma assistenziale, mentre il sindacato dice che manca un grande tema in tutta questa manovra che è il lavoro. Non ci sono politiche per il lavoro, non ci sono investimenti per il lavoro. Mi replicano, sono gli investimenti per quanto riguarda i centri per l'impiego, quindi serve a costruire. Un miliardo. Se partissero le opere ad esempio, le grandi opere già previste in edilizia, sarebbero 75 miliardi e porterebbero 350.000 posti di lavoro. Quindi diamo un lavoro di cittadinanza, non un reddito o una pensione, ma per fare questo bisogna avere una visione ampia.
una visione a lungo termine che questo governo non dimostra di avere, e poteva fare una cosa, poteva dire al sindacato: sediamoci assieme, non solo al sindacato ma alle forze sociali, quindi anche alle parti sociali e agli imprenditori, e dire quale prospettiva, quali lo ha fatto ma non ha ascoltato così tanto. Non solo, il Presidente del Consiglio ha convocato CGIL e CGIL il 10 gennaio, quindi 6 mesi dopo l'insediamento, e ci aveva promesso al sindacato di aprire dei tavoli sui vari punti. Invece, questa era la promessa, invece è il risultato che la manovra è stata approvata, il sindacato non è stato ascoltato, quindi non abbiamo potuto continuare e non abbiamo alternative che non continuare nella nostra azione con la manifestazione del 9. Del 9. Allora, ancora prima di sentire gli altri, un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine. Prego Franco. Avete parlato che Conte ritirerà 14 extracomunitari, ma su 27 paesi che siamo in Europa, non dovrebbero ricevere magari 2 ciascuno? Sì, viene suddiviso in 8 paesi. Ma chi l'ha detto in 8 paesi? Ma è possibile in 8 paesi se siamo in 27? È come una società che ha di 100 soci, pagano solo 50, ma possibile? E gli altri diciamo sfruttano la società. Non è possibile. E poi Malta si libererà di quei 300, visto che Malta ha detto sì, li scarico io qui da me, li ricevo, però i 300 che sono arrivati a dicembre ve li dovete portare via. Esatto. Allora non sono più 14, sono 14 più altri 300 diviso 27. Se si dovesse agire correttamente. Franco, grazie, chiarissimo. Tra l'altro leggo, infatti, gli altri sono Germania e Olanda, che ne ospiteranno 50 a testa, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania e Lussemburgo, perché appunto la Valletta trasferirà sulle proprie navi gli immigrati che saranno poi redistribuiti in 8 paesi. Ci sono quei 49, ce ne sono altri, come diceva adesso Franco. Infatti riguarderebbe anche gli oltre 200 già accolti nell'isola nelle scorse settimane. Salvini parla di ricatto. Vabbè, chiuso questo tema che immagino, perché in questi giorni se ne è discusso tantissimo. Cosa possiamo dire ancora alla signora Gabriella di prima? La signora Gabriella ha chiuso dicendo la questione l'INPS, adesso non mi ricordo l'espressione che ha utilizzato e tutto, però io ricordo che l'INPS in qualche modo è un istituto che applica quelle che sono le norme di legge, e quindi il problema sono chi fa le leggi, e in questo caso il governo. Lo dico perché spesso anche le persone che si rivolgono a noi si lamentano rispetto alle questioni come se noi determinassimo le condizioni. Questo lo dico per 2 motivi. Non confondete la nostra posizione politica rispetto a quello che succederà, nel senso che nei nostri uffici e chiunque di noi farà in modo sempre di rispondere a un bisogno delle persone, per cui se c'è un modo per mandare in pensione prima una persona che vuole andare in pensione prima, secondo le leggi dello Stato noi lo faremo, anche con quota 100. La cosa che noi stiamo dicendo è diversa, però, attenzione, le regole che si stanno facendo sono regole che non risolvono il vero problema. Perché il vero problema è che dobbiamo garantire a tutti un accesso equo all'età pensionabile, anche con meccanismi di flessibilità. La proposta che da tempo noi facciamo è quella dei 41 anni di contributi, ok? E i 63 anni, 62, poi lì voglio dire, avremo anche voglia di poter discutere di questa cosa, di età. Questo è il punto, ok? Ora, perché non si fa una manovra di questo tipo? Perché chi ha fatto le assemblee come noi in questi mesi proprio sul tema delle pensioni nei luoghi di lavoro sa benissimo che chi si aspetta una risposta è quello che ha iniziato a lavorare presto, a 15 anni. I precoci. Con quota 100, con il vincolo di 62 anni, non risponde all'esigenza di quello che dovrà andare comunque, no? con 43 e 10 mesi. No, 43 e un mese. 43 e un mese, perché poi nel provvedimento che vedremo giovedì sembra che blocchino l'innalzamento per l'aspettativa della vita, ma con un escamotage, perché la cosa che a me sta più sulle scatole, lo dico apertamente, è che stanno prendendo in giro le persone. La finestra, perché
hanno detto che dal 1° gennaio la riforma Fornero non ci sarebbe stata più. Oggi siamo all'8-9 gennaio e non sappiamo quali sono le regole per andare in pensione, e quelle che faranno molto probabilmente è una modifica, anche per i numeri che citavano prima, marginale della riforma Fornero. Quando noi, e dico noi perché l'ha conquistato il sindacato, facciamo il provvedimento precoci APE sociale col governo precedente, accordo che conquistiamo anche lì con mobilitazione e sensibilizzazione, abbiamo mandato in pensione centinaia e centinaia di migliaia di persone grazie a quei provvedimenti, che saranno stati insufficienti, lo dicevamo noi per primo, ma avevano un criterio ben preciso: mandiamo in pensione quelli che hanno più bisogno. Disoccupati, chi ha carichi familiari e sanitari di un certo tipo, lavori usuranti e via disabilità dicendo. in famiglia, certo. Quindi adesso queste cose vengono disattese rispetto alle promesse che dicevano. Poi la telefonata. Sì, allora cercherò di essere brevissimo. Io provo a fare una piccola premessa, cioè l'atteggiamento un po' che abbiamo noi non è un atteggiamento contro il governo o a favore dell'opposizione o viceversa. Questo deve essere ben chiaro, perché noi siamo critici, perché siamo liberi proprio e quindi ci muoviamo anche liberamente nel criticare. Detto ciò, quello che voglio maggiormente far rappresentare è questo: le risorse di uno Stato non è che sono delle risorse, perché quando si parla di restituzione al popolo, no, sembra che ci siano delle risorse che sono rimaste lì ferme perché c'è stata, che ne so, una conquista e abbiamo da parte delle risorse. Così non è. Le risorse dello Stato sono le imposte che pagano tutti, o chi le paga perlomeno, e sappiamo che chi le paga, la maggior parte, il 95%, 94,8%, sono i lavoratori dipendenti. Quindi il lavoro in generale è quello che paga le imposte. Per avere quindi un gettito maggiore bisognava semplicemente far aumentare il lavoro e non far aumentare l'assistenza. Se noi facciamo aumentare l'assistenza è gioco forza che non abbiamo più le risorse e arriviamo a questo punto. Cioè il concetto di fondo è stato sbagliato secondo me, quindi con la doverosa premessa di prima, ma è il concetto di fondo che è sbagliato. Invece di investire da una parte bisognava investire sull'altra, perché così reperisci le risorse, perché il lavoro paga. Già, è importante la dichiarazione di ieri di Toninelli, con la quale forse si chiude la vicenda delle infrastrutture, quindi si va avanti, insomma, vedremo, questo è importante. Telefonata, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Pietro e Pietro, volevo... ci dica tutto. Sì. Allora, io sono un pensionato della sanità da quasi 2 anni, mancano 20 giorni. Volevo lamentare tre diciamo, cose negative nella mia ultima parte di vita lavorativa e pensionistica. Primo, devo ancora vedere un quattrino della liquidazione. Il mio TFS io non so né quanto prendo né quando, perché l'INPS mi ha detto che dopo i 2 anni ha anche 3 mesi di tempo, perché se non riesce a fare ha anche 3 mesi di tempo. Prima cosa. Seconda, mancato rinnovo contrattuale per 9 anni, per me media 100 euro ogni 3 anni, sono 300 euro, io ho perso 300 euro di pensione per tutto il resto della mia vita. Ecco. E la terza cosa, adesso che ho il rinnovo automatico, diciamo, vengo penalizzato un'altra volta perché la mia perequazione non viene fatta al 100%. Esattamente. Ecco, perdo soldi anche da questo, perché prendo più di 1.200 euro, quindi 3 penalizzazioni. Ecco, grazie. Pietro, grazie davvero, anche lei ha toccato un altro punto importantissimo e della svolta degli ultimi giorni. Ancora, ci fermiamo un minuto e poi le diamo una risposta, tra poco. Allora, ore 13, in piazza contro la manovra, ve lo ricordo, i sindacati il 9 febbraio, l'abbiamo scoperto in diretta pochi minuti fa, ancora deve diventare ufficiale, 0422 1626 798, diciamo che quello che ci ha raccontato Pietro è lo stillicidio economico degli ultimi anni, con la ciliegina dell'ultimo... Una rappresentazione cristallina di quelle che è le condizioni di tantissimi lavoratori, in questo caso il lavoratore pubblico,
che dimostra come in qualche modo questo Paese non stia facendo quello che è necessario per risollevare chi lavora e chi poi giustamente dopo anni di lavoro va in pensione. Non è più possibile chiedere il conto a sempre gli stessi. Tra l'altro, se mi è permesso, la telefonata metteva in evidenza come anche i presunti privilegi dei lavoratori dipendenti non siano tali di fronte a queste condizioni, perché un soggetto, io lo dico chiaramente non per fare terrorismo ma perché secondo me è un problema di credibilità del Paese, cioè se un'azienda privata erogasse il trattamento di fine rapporto nei tempi in cui lo fa lo Stato, qualsiasi sindacalista direbbe che quell'azienda privata non è messa bene e sarebbe vicina al fallimento. Okay? Adesso io non voglio fare, perché i meccanismi dello Stato sono più complessi, però non è possibile, non so come dire, è veramente ingiusto. Anzi, Pietro diceva dopo 2 anni si prendono altri 3 mesi, ma lui almeno il TFS lo prende dopo 2 anni e qualche mese. Adesso appunto le persone che vanno con quota 100 nel pubblico potrebbero prenderlo anche dopo 7 anni, cioè, è una roba che voglio dire, io reputo anche che ci siano dei profili di incostituzionalità, perché dovrebbero spiegarmi il motivo perché loro hanno elementi così differenti dagli altri soggetti, però insomma... Perché è una vera riforma. Pisana? Diciamo che sul profilo di incostituzionalità c'è già un ricorso sul quale stiamo attendendo risposta, però devo dare anche una notizia brutta in più al signor Pietro, che è quella che quando prenderà il TFS, la liquidazione famosa, purtroppo sarà solo la prima rata, nel senso che saranno 50.000 euro lordi e gli altri dovrà aspettare un altro anno comunque. Questo comunque la dice lunga non solo su quello che è il governo attuale, ma su quello che è il governo un po' economico dell'INPS. E quello che va evidenziato però è che come sindacato ci stiamo muovendo. Il 28 di dicembre abbiamo già fatto una manifestazione davanti alle prefetture proprio per quanto riguarda la mancata indicizzazione che ricordo per quelli che sono andati in pensione già da un po', quindi dal 2011 in poi, ha già decurtato, secondo i conti che mi sono stati forniti, ben una mensilità annua complessivamente per quelli che sono in pensione dal 2011. Se andiamo avanti così, evidentemente anche il signor Pietro, ma anche io che sono andato in pensione da pochissimo, mi troverò nelle stesse condizioni. Certo. Bizzotto, poi abbiamo una telefonata. Velocissimo, oltre alla situazione descritta, ci ritroviamo nella situazione che non ci sono i soldi per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Quindi non è previsto questo rinnovo. C'è questa penalizzazione, ci troveremo con la possibilità di un'uscita di circa 200.000 persone nel pubblico impiego, dove abbiamo anche un problema di organico, di sostituzione di organico, che tra l'altro per effetto del blocco del turnover viene maggiormente vista questo disagio. Quindi ci ritroveremo che senza una politica che mira una visione, ripeto, cioè una visione generale, che quindi anche che preveda anche un turnover, quindi attraverso anche la contrattazione collettiva che deve essere esercitata, quindi prevedere azienda per azienda o sistema per sistema dei percorsi che proprio vedano l'uscita per pensionamento e nello stesso tempo l'ingresso di nuove figure professionalmente preparate, perché potremo ritrovarci con una carenza di organico nelle scuole, negli ospedali, nel sistema del pubblico impiego, quindi trovarci anche con ulteriori difficoltà per i cittadini. Quindi... Allora, vediamo chi c'è al telefono. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego, ci dica tutto. Niente, volevo portare un problema, cioè che quanto riguarda specialmente le donne che hanno lavorato e che hanno famiglia, no? Pronto? Certo, l'ascoltiamo. Sì, allora mettiamo il caso di una mamma che ha avuto 3 bambini. Prima ha lavorato dai 15 anni fino ai 20, si è sposata, ha avuto 3 figli, poi è rimasta a casa per accudire i figlioli, mandarli a scuola, no? E dopo anche per altri problemi familiari, per seguire un po' le persone anziane. Poi ha ripreso a lavorare. Adesso arrivando a quota 100, porto il caso di mia moglie, ha 60 anni, però non riesce a avere 40 anni di contributi, no? Sì e no, dovrà andare qui 67 anni, ma non c'è la possibilità per queste donne che hanno lavorato e in pratica continuano a lavorare di andare con certe pensioni, non so se mi spiego. Perché lei non deve arrivare fino a 67 anni per avere la pensione, dove che magari adesso con 30 anni che ha fatto, o 25, adesso non ricordo di preciso,
Adesso hanno reinserito l'opzione donna, anche questo è importante, per esempio per quanto riguarda confermata. Sì. Aspetti che sentiamo Bizzotto. L'opzione donna è confermata e solo nell'opzione donna, salvo smentite, ma solo nell'opzione donna i figli vengono considerati come anni, cioè il riconoscimento, il riconoscimento del figlio, mentre nel precedente accordo che era stato fatto con il governo, il riconoscimento fino a 2 anni, cioè 1 anno per ogni figlio, con un massimo di 2 anni, questo è stato abrogato. Quindi, se ha 4 figli? Ma in questo caso solo nell'opzione donna è previsto questo, mentre invece l'altro è stato tolto. Quindi una nostra richiesta di CGIL e CISLUIL è proprio questa, di ripristinare la questione del figlio, di 1 anno di contribuzione per ogni figlio, e l'altro di riconoscere il lavoro di cura fatto a casa dalle donne, rivolto ai minori, rivolto anche alle persone disabili, rivolto per esempio anche al non autosufficiente. Voleva aggiungere qualcosa, perché poi ho trovato le parole di Boeri anche di questa mattina. No, appunto per questo, perché oltre che i figli ha perso di anni per seguire persone anziane, no? Donna. Allora la risposta è sì, solo con l'opzione donna, dice Bizzotto. Che va verificata rispetto alle condizioni. Sì, vabbè, però l'opzione donna ha tutto il calcolo sul contributivo, cioè una penalizzazione riuscita, non è che sia... Portata a 59 anni, ricordo bene adesso. No, 58, 35. Più 35 di contributi, sì. 59 autonomi. Ecco, 59 gli autonomi, ecco perché mi ricordavo quello. La salutiamo così facciamo intervenire anche altre persone. Grazie, buona giornata. Solo aggiungo una cosa, un'intervista alla stampa oggi di Boeri, no? Il presidente dell'INPS. Dice l'INPS non va commissariata, non c'è nessuna ragione per farlo, non ci sono problemi di funzionamento né fatti gravi, se accadesse sarebbe un modo di esautorare il Parlamento. Vabbè. Quota 100. Dobbiamo ancora fare le ultime valutazioni sul decreto, ma c'è il rischio di non rispettare il tetto di spesa, dice Boeri, questo abbiamo sempre sentito, e le tasse sono destinate ad aumentare, dice Boeri. La durata triennale potrà spingere ad anticipare le uscite soprattutto nel privato e il divieto di cumulo è sbagliatissimo, finirà per alimentare il lavoro nero. Poi, sul blocco delle indicizzazioni e il taglio delle pensioni più alte, Boeri spiega che è uno dei problemi che stiamo affrontando in queste ore. Se tutto va bene, il taglio delle pensioni d'oro sarà a marzo, il blocco delle indicizzazioni ad aprile, Pisana, quello che dicevamo prima, che ricade su di lei, forse. Cosa significa? Che la prima decurtazione accorperà 3 mesi. Quindi ad aprile, se ad aprile scatta, ci sono anche i mesi precedenti. Ecco, quindi trovo paradossale che mentre si dice di voler abolire la legge Fornero si introduca lo stesso meccanismo che inizialmente diede maggiori risparmi. Questo lo sappiamo bene. Poi interviene anche sulla reddito di cittadinanza, ma lasciamo stare. Italo, mandiamo la pubblicità adesso, così siamo... No, abbiamo la telefonata, allora sentiamola, se no la facciamo aspettare troppo in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, la prego velocissimo. Sì, velocissimo. Io praticamente sono uno di quelli che ha iniziato a lavorare a 11 anni. Ecco, i precoci. No, precoci. No? 11, sì, più 11, che precoci. 11 anni. Bimbo, più che bimbo. Praticamente quello che volevo dire è che fino agli anni 60 e 70 venivano premiati chi sapeva, chi si dava da fare, no? Sì. Io negli anni 70 ero già caporeparto, per dire, no? E praticamente poi si è iniziato a sperperare, mandare in pensione le persone a 15 anni, 16 anni di lavoro, cose di questo genere, e abbiamo distrutto l'Italia. Quindi io penso che se non si prende la direzione che avevamo preso negli anni 60 e 70, l'Italia diventa Africa, perché se non abbassiamo le tasse a chi lavora, a chi dà lavoro e non se ne porta almeno il 15%, noi un po' alla volta la concorrenza ci distrugge tutto. Ho visto sul giornale altre aziende grosse che stanno espatriando. Volevo vedere se sono le associazioni poi che danno lavoro a chi ha voglia ancora di lavorare. Ma lei adesso è in pensione, Sì, sono in pensione, ho fatto 45 anni e basta. No, immagino. Va bene, grazie mille, grazie per lo spunto, buona giornata. Pubblicità e poi ci torniamo.
Ore 13, torniamo in diretta in piazza contro la manovra, 0422 1626 798, dobbiamo essere velocissimi, abbiamo poco tempo. Aggiungo una cosa perché voi sarete in piazza il 9 febbraio, quindi ricordiamo anche quali altre tematiche. Ma dice Boeri, presidente dell'INPS, sul reddito di cittadinanza, bocciato, va contro le famiglie, io ero favorevole, dice, a una misura di sostegno alla povertà e ho apprezzato il fatto che le ultime bozze si sono avvicinate a un'estensione del reddito di inclusione in vigore, cioè quello già studiato e applicato dal governo Gentiloni. Ma è vero che nel testo ci sono incongruenze, la misura spiazza il lavoro al sud, un single con reddito zero può aspirare a 9.360 euro all'anno. Sa quanti sono i lavoratori dipendenti al sud che hanno redditi da lavoro inferiori a quella somma? Il 43%. Ciò significa che quasi un giovane su due da quelle parti, quindi il sud, può essere messo di fronte a due alternative, entrambe allettanti: smettere di lavorare o essere pagato in nero per ottenere comunque il sussidio. Cristallino. E questo per esempio è uno dei dibattiti, cioè alla fin fine doveva essere forse un reddito di cittadinanza, peraltro a due velocità, cioè al nord un po' più corposo perché la vita costa di più e al sud con qualche soldino in meno. Questa è una delle ipotesi per esempio di cui si è parlato molto. Flash, che poi abbiamo un'altra telefonata. Il concetto è questo, era giusto, è giusto dare assistenza alle persone in difficoltà dopo 10 anni di crisi, va benissimo, ma le risorse dovevano essere spostate per il lavoro e per lo sviluppo. E questo è ciò che manca. Servono investimenti, sia in investimenti immateriali, ma anche rispetto per esempio tutto il tema dell'innovazione, tutto il tema per esempio dell'innovazione all'interno delle aziende, quindi creare quel buon lavoro, un lavoro di qualità, in impresa di qualità, per cui c'è bisogno di investimenti e di assistere le imprese su questo. Flash? Su quello della reddito di cittadinanza, perché poi tra l'altro ricordiamo ci sono 6 anni di galera per chi fa il furbetto. Sì, per il reddito di cittadinanza ci vogliono i controlli. I controlli andrebbero fatti, almeno questo dicono, dagli uffici di collocamento, le agenzie per il collocamento come si chiamano adesso, le agenzie per il collocamento che sono sottodimensionate, agenzie per il collocamento che non sono neanche in rete, mi dicono, a livello veneto, e che quindi dovrebbero anche costruire tutta una rete informatica, agenzie di collocamento il cui personale con quota 100 molto probabilmente se ne andrà in pensione. E domani lo chiederemo perché parleremo proprio di questo. È tutto da vedere questa cosa qua. Dopodiché... Telefonata, poi Giacomo Vendrame ricordiamo altri temi della protesta del 9 febbraio. Pronto? Buongiorno direttore Avarino, sono Giusi. Giusi, buongiorno. Da Dosson. Allora, ho sentito certi commercianti artigiani che si lamentano perché prendono poco di pensione, ma non dicono mica che si sono fatti appartamenti e case. E mi hanno detto, ma sai, ma quegli anni là ci dicevano di mettere giù i contributi, un Giusi, quelli non possono protestare, ecco, diciamolo così. Credo bene, io ho lavorato 35 anni e come quelle donne che sono a casa, che non hanno mai lavorato neanche un giorno, prendono quasi come me, che ho lavorato 35 anni. Io ho capito che c'è bisogno di soldi perché in questi anni c'è tanta gente che non mangia addirittura. Ma però è un salto grande, noi che abbiamo lavorato 35 anni. Lo raccontava anche Gabriella prima, no? Vi ringrazio. Giusi, grazie, un abbraccio, buona giornata. Quindi il rischio di essere becchi bastonati, come si dice, voglio dire. Altri temi per cui andate in piazza? Altri temi in maniera molto flash, che dimostra quanto si dice una cosa e poi se ne fa esattamente un'altra. Il taglio alle risorse dell'INAIL e quindi alla sicurezza, si parla un gran parlare di sicurezza, ma poi la vera sicurezza su cui bisognerebbe investire è quella nei luoghi di lavoro, perché abbiamo chiuso un anno terribile per le morti sui posti di lavoro nel 2018, anche per la nostra regione. Quindi andare, invece che investire in sicurezza del lavoro, e l'INAIL è, voglio dire, l'istituzione in qualche modo principe di questo, si vanno a togliere le risorse che servono tra l'altro per la formazione e quindi per la prevenzione nei luoghi di lavoro rispetto alla sicurezza. Altra cosa che a me preoccupa pesantemente è aver modificato le regole di affidamento degli appalti, innalzando le soglie economiche per l'affidamento diretto. Fino a 150.000 euro si può fare affidamento diretto. Io non ho nessun problema in qualche modo a
comprendere la necessaria semplificazione di un'eccessiva burocratizzazione, ma vuol dire che molte delle opere pubbliche dei nostri comuni possono essere affidate direttamente. Capite bene che significa in qualche modo non garantire un principio di legalità, ma aumentare le possibilità di corruzione e un rischio. Certo. Ora, io penso sia necessario altro, non so come dire, è un regalo ai furbetti anche questo in realtà, invece di semplificare, avere regole certe per tutti e intervenire dove quelle regole non vengono rispettate, si trovano le soluzioni in qualche modo per facilitare la vita degli appalti. Molto interessante. Allora, dobbiamo chiudere. Ringrazio voi tutti per essere stati con noi, chi ci ha seguito da casa. Vi ricordo, tra l'altro, domani ci sarà ancora ore 13 come sempre tutti i giorni, torneremo anche sul tema del reddito di cittadinanza, come vi abbiamo anticipato. A partire dalle 18:30 tornano i nostri telegiornali, Veneto, Venezia e poi Treviso alle 19:30 e 20:10. Questa sera avremo ospiti Riccardo Barbisano della Lega e Roberto Grigoletto del Partito Democratico, parliamo di Treviso. Grazie, buona giornata.